non credo che l'indipendentismo serva a praticare la nazione. L'indipendentismo è un strumento della nazione, un strumento che si dà per contare. E si oggi per contare sul mondo, in Europa, in cui si è dato il consenso, bisogna essere di Stato, e tanto l'indipendentismo è un strumento può anche diventare una nazione di Stato. Che hanno osato non rinunciano ad essere di Stato, tanto per rinunziamo pure noi. Ma per come se queremos contare, se queremos esistere come un popolo, non potremo rinunziare a essere di Stato. Fino a non siamo stati noi a strumentalizzare il concetto di nazione. Sono stato sono stato costretto a praticare questo Stato-nazione. Fino a sul discorso, abbiamo capito il dibattito, uno eresi e uno gli antesi non li stanno, uno eresi in Cagliari. La terminologia, la sparata che si usa, si confonde continuamente, cioè da livello nazionale, a livello della questione nazionale, eccetera, eccetera. Cioè, che riferimento a si Stato. Cioè, l'Italia non è una nazione, l'Italia è un Stato, quindi quando si ha che riferimento deve andare a livello del Stato italiano, non a livello nazionale. La nazione sono un'altra cosa. La nazione sono beni indisponibili di una collettività. Poi la Sardegna è una nazione, e se essere nazione non è che è disponibile da assossarlo, cioè non è che questa generazione vivente potete disporre di un bene indisponibile del essere nazione del Sossardo, non lo potete disporre, come non hanno potuto disporre sul 1847, vabbè di novembre sul 47, più o meno si narra pure sul 48, che è stata firmata sul trattato di fusione perfetta. Non bastava una fusione nazionale in questa occasione. Sul Stamento sardo non sono nato da appetire all'Italia una fusione nazionale, sono nato da appetire all'Italia una fusione politica. Cioè si tratta di una azione di sovrania espressa da esso sardo verso il re italiano. Cioè in questo momento lo sardo ha esercitato tutta la sovrania che possedeva, e tanto regione sotto. Sì, Giulia, mica li sono nati in questa occasione. No, voi siete già italiani in tre rispettive. No, assolutamente. Non è stata cosa la contrattazione. Se dato, commente, cosa assolata, cioè già non discutibile sul fatto che la Sardegna si era di stato attero e di tornare a pettire una fusione politica statuale che si Italia, e quindi come noi abbiamo esercitato un'azione di sovrania in questa occasione pro la che della fusione noi siamo in grado di risolvere. Chissà ma stessa sovrania che l'hanno fatto, uno contratto che si ha che si può pure risolvere, cioè non è lo sardo in questa occasione, Zambeni tu, essere nazione adesso sardo, e quindi noi non potremo essere più nazione, ma chi era nato, ma manco noi potremo andare a contrattare che si Stato italiano un statuto di autonomia e non noi rinunziamo a essere nazione o rinunziamo a chiedere l'indipendenza di questo. Non lo potremo fare, non lo potremo fare, è un bene indisponibile. Noi non potremo andare a contrattare bene, noi rinunziamo all'indipendenza, non lo potremo fare. Non lo potremo fare per lo trattato, lo potremo fare, ma sicuramente questo non lo potremo fare. E stanno a sul cammino. Beh, un cammino lo dobbiamo fare, un cammino lo dobbiamo fare. Cioè, dobbiamo già che sospette l'intera, noi siamo generazione vivente, noi ci potremmo sperare che Torre ti invita Emilio Lusso, non dico, può sapere che può fare, fatto buono o male, condivisibile o non condivisibile. Non potremmo disperare, siamo noi sì, nazione vivente, oie, e dai noi deve bene questa soluzione. Questa cosa non è espruso, questo stato di sudditanza, in un non sosate a non dettare lo tempo di questa respirazione, noi non la potremmo più aspettare. Dobbiamo seccare questa cappa di narcotico che non si mantenendo prioresi. E chiaro decidi di centrale nucleare, decidi il modello di sviluppo, decidi in tutto, decidi in Salimba, non scorsi storia, che tutto quello che gli spara deve fare a convegni e solo, può anche nascere questo stato a nazione, hanno evitato il genocidio di questa nazione.
molto fatto un minuto. Fatto il minuto lo capo. Dammi regola, io mi regolo e poi arrivo al dunque imprese. E tanno. Allora, posto che l'indipendenza è una tappa, cioè l'indipendenza è un traguardo, non è un atto possibile la che la tappa. L'indipendenza o veste o non veste. L'indipendenza è il diritto di un popolo di praticare un Stato che oggi è essere Stato contro, non essere Stato non contro. E stanno calesse già di strada. Di strada è la sovrania. La sovrania non è una tappa, la sovrania è una progressione, è un cammino. E sino che non possiamo da tappare, caro scompagno. Il suo cammino della sovrania. Come intesi la persema, in questo cammino della sovrania, battretto si possiamo fare che sparesi o no? E sino che non ci dobbiamo confrontare. Noi siamo tutte forze politiche che non riteniamo di genesi e di organicità a questa nazione. E stanno siamo rookie, siamo nanne da essere, a stappare su qualche cammino di anche sparesi. E il cammino di anche sparesi, sul minimo che possiamo fare è ricontrattare questo rapporto che si sta italiano. E danno uno delle sue ricontrattazioni, tre sono sus caminos, tre possibilità. Una è scusa di queremos un'azione di sovrania e risolvere su contratto di esclusione perfetta. Non si sono verificate queste condizioni fino a base di questa fusione, bene, noi li risolvimos. L'istamento sardo, non sul Consiglio regionale, che non è un istamento sardo, l'istamento sardo non dico come poteva essere nominato, ma si può tornare per questo terreno, l'istamento sardo risolve sul contratto di fusione perfetta. Altra strada careste. L'altra strada è che in questa ricontrattazione lo Stato italiano accetta pienamente il stato di esistenza della nazione di Chiesa Sardegna è un'altra nazione e che su essere nazione non è debita su riconoscimenti solo ma è un stato oggettivo di essere nazione e di quindi il statuto regionale nuovo che viene fatto si attesta sul diritto di questa nazione a essere indipendente che in tutti i presupposti che vi sono poi sul cammino lo siamo a fare. La terza via è che il statuto regionale, il statuto nuovo, chiamiamolo la giudicherimo, non disco di sovrania, eccetera, eccetera, ma in questo caso la dobbiamo chiamare carta de resa, sul popolo sardo, si ha che ponere in chiaro che, essendo una nazione dominata e costrinta a fare parte del Stato italiano, e che accetta già resa verso lo Stato italiano, che non ha sa forza di si ribellare e di si rendere indipendente. Cioè, comunque sia che sia un Stato erede, sia che sia un Stato di riconoscimento della nazione, non può essere esposto in dubbio che questa è una nazione che aspira a esistere, a una soggettività sua come entità statuale. E che possiamo fare quest'anno? Beh, io ho una paraionato che in Salvatore Cubeggio e deve essere fuori da questa proposta, no è mia, e se devo andare a verità e se il Soroma io l'ha sposata pienamente. Bene, caro amico mio, noi siamo a forza di non organizzare. Abbiamo visto che su PT è riuscito a fare queste primarie in tutti i comuni di Sardegna. E poi noi, in occasione di una elezione calesiata, noi abbiamo urnas in tutti i Sardegna e elegimos un'assemblea costituente dessa non siamo aspettine di indipendenza, siamo aspettine di poter eleggere noi durante un cammino diverso che non è il corso istituzionale italiano. Siamo aspettine di eleggere, sono rappresentanti nostro che hanno in questo compito, non che sul compito di governare, che sul compito di scrivere una carta eloquo nuova per questo popolo. E non deve spessare ad l'aspetto scarrieristico, lo deve diventare prima consigliere provinciale, poi consigliere regionale, poi deputato e così via. Non su compiti solo terminati in cui iscritta a carta e lo così che chi non ha domo su a esipasa ma come si sono parlando los altri.
questo è la risposta che questo popolo, in questo cammino